siamo al mare, ma non in vacanza, siamo con Francesca Forner. Ciao Francesca. Ciao. Siamo in realtà nel tuo ambiente, abbastanza naturale direi per la tua storia, in una delle marine di Dubai. Francesca Forner, originaria di Porcia, arrivi a Dubai 6 anni fa, se non ricordo male, Giusto. ma ci arrivi dal Lussemburgo, quindi in realtà eri già all'estero. Allora raccontaci un attimino come sei arrivata a Dubai, come è iniziata la tua avventura da friulana nel mondo e poi di che cosa ti occupi qui. Allora, io sono arrivata qui a Dubai 6 anni fa con mio marito Massimo, e sempre per colpa sua e grazie a lui. E lui è stato trasferito qui per lavoro e io l'ho seguito insieme al mio bimbo Filippo. Poi piano piano in questi anni ci siamo insediati. Io ho cominciato a lavorare, io sono laureata in scienze motorie e mi occupo di sport, di motori e di ginnastica. Qui a Dubai faccio principalmente 2 cose parallelamente. Sono un'istruttrice di Pilates, che non è niente di più della nostra ginnastica posturale, e poi sono un'insegnante di ginnastica in acqua per donne che aspettano bambini, quindi quella che è la preparazione dinamica in acqua. E mi diverto principalmente con un pubblico femminile, un po' di tutte le età, e me le coccole, mi faccio coccolare in un ambiente completamente diverso da quello pordenonese, da quello italiano, ma devo dire che in questi 6 anni ho le mie soddisfazioni, sono molto contenta, mi piace, sto bene. Senti, ma com'è stato arrivare qui nella penisola araba con il tuo background e iniziare a lavorare con le donne, con il corpo, con il movimento, in questa cultura? È stato abbastanza interessante e non del tutto immediato. Allora, quando mi sono trasferita qui inizialmente non sapevo cosa avrei fatto. Mi sono principalmente dedicata alla mia famiglia, anche perché ho avuto un bambino 3 settimane dopo essermi trasferita a Dubai, Federico. Per noi è il nostro piccolo Dubaiota. Quando guardiamo Federico sappiamo più o meno quanto tempo è trascorso dal giorno che ci siamo spostati qui a Dubai. E quindi il primo anno mi sono dedicata principalmente a fare la mamma, a conoscere questo posto che è completamente diverso dall'Europa e dall'Italia, a capire cosa il mercato potesse offrire o in qualche modo come potessi mettere in valore quelle che erano le mie conoscenze, i miei diplomi, le mie qualifiche. E poi attraverso le conoscenze e soprattutto attraverso la vita dei miei bambini mi sono accorta che insegnare alle donne, insegnare alle mamme poteva essere un'ottima occasione per lavorare, per distinguermi dagli altri, per dare qualità ed essere professionale. E così è un po' iniziato tutto. Ho riaggiornato alcune qualifiche che avevo già acquisito in Europa e attraverso queste nuove certificazioni ho ricevuto delle proposte di lavoro, ho scelto quelle che ad oggi sono ancora in linea con quello che è il mio ritmo di mamma e quelle che sono le mie esigenze di mamma, e ho trovato ad oggi un ottimo equilibrio tra la soddisfazione professionale e la soddisfazione familiare. Quindi l'adattamento, insomma, mi pare di capire, è fondamentale per chi, insomma, poi alla fine vive all'estero, ha una famiglia e una professione, insomma, una carriera che si sviluppa. Per forza, diciamo che ogni giorno devo fare la scelta tra quelle che sono le priorità di famiglia. Noi qui siamo da soli, quindi bisogna cercare di organizzare quella che è la vita di famiglia, la vita dei bambini e poi quelle che sono le mie aspirazioni professionali. Questa è una città grande, una città che offre tantissimo, però non è sempre facile saper poi individuare quelle che sono delle opportunità che possano dare qualità e che possano dare professionalità al tuo lavoro. Senti, i vostri bambini come stanno vivendo questa realtà? Ma i miei bimbi penso che la vivano bene. Io ho 3 bambini, Filippo, Federico e Tommaso, di 8, 6 e 2 anni, e vanno a scuola e vanno all'asilo. Si godono l'aria aperta, il sole, il mare, una comunità internazionale. Ho fatto la personale scelta di lavorare il mattino per poter poi seguirli il pomeriggio. Quindi il pomeriggio ci dedichiamo alle attività sportive o alle attività extrascolastiche insieme, e poi facciamo le cose di tutti i giorni, quelle che si fanno anche a Pordenone, anche in Friuli. Si va a fare la spesa, si va a fare la benzina, si vanno a fare tutte quelle cose normali, insomma, che bisogna fare.
E l'italiano lo parlano a casa, sì, in famiglia? sì, sempre, assolutamente. Con noi a casa parlano l'italiano, invece a scuola parlano l'inglese e studiano anche l'arabo. E, insomma, spero di poter dare a loro una bella occasione, una bella opportunità per vivere una dimensione internazionale, che è sicuramente quel qualcosa di diverso, no? Che rende la nostra vita un po' più esotica. Poi è vero che manca casa, manca la famiglia, mancano le tradizioni, mancano alcune cose che noi cerchiamo comunque di non far dimenticare, Di non rientriamo perdere. spesso, sì, Certo. sì. In questa scelta ti senti più un'eroina o incosciente o... Come dicono quelli di Pordenone, un incosciente direi. No, beh, è stata una cosa fatta in coscienza. Insieme, ovviamente, Insieme, una ovviamente, scelta... è stato... Vabbè, noi ci siamo trasferiti perché l'azienda dove mio marito lavora ha fatto questa proposta ed è stata una cosa che abbiamo preparato nei mesi e per quanto la preparazione e la pianificazione sia stata fatta bene, insomma, con tutto l'appoggio e gli aiuti necessari, poi in realtà c'è un pizzico di incoscienza perché Dubai non è il Lussemburgo, non è l'Europa, non è l'Italia, quindi comunque arrivare, la sindrome del nido, voler proteggere il piccolo bimbo che avevamo già e nello stesso tempo poi organizzare tutte quelle che sono le prime cose necessarie quando un bimbo nasce, non è stata una cosa così immediata. Come hai detto tu, questo è il valore della famiglia che ci è stato anche trasmesso dai nostri genitori, di cui io vado molto orgogliosa, io sono molto friulana dentro, molto pordenonese, quindi insieme si fanno queste cose, una per volta. Non serve che lo dico a voi, siamo riconosciuti nel mondo per essere dei lavoratori. Io avevo una maestra alle elementari, la Maria Borghese, che me lo diceva sempre, me lo ricordo ancora, cioè i friulani nel mondo li riconoscono. È un po' così, in realtà anche negli spostamenti ci siamo organizzati, ci siamo preparati, l'abbiamo vissuto giorno per giorno, è nato Federico, ce lo siamo coccolati e poi l'esperienza, devo dire, è stata talmente positiva che poi qualche anno dopo è nato pure Tommaso. Tommaso. Dicevamo che siamo un po' nel tuo ambiente perché l'ambiente acquatico ha fatto parte della tua vita per tanti anni. Caspita, sì. A Pordenone. Beh, io sono, come dico sempre, io sono nata in acqua, sono una creatura Gymnasium di via Turati 2 e niente, per me è un onore, un gran privilegio poter continuare a fare questo lavoro anche qui a Dubai, anche perché comunque la base delle mie conoscenze vengono dall'esperienza fatta in prima persona e che è l'esperienza di una nuotatrice, di un insegnante che ha fatto i primi passi a Pordenone, in Gymnasium e poi in Friuli e poi all'Università Padova e poi insomma prima in Italia e poi insomma la vita... Io me l'ero scelto pordenonese uno. Ok, Poi a un certo punto è successo che ha cominciato ad andare via, io l'ho inseguito e insomma sono quasi 20 anni, insomma 10 anni di matrimonio e siamo qui però. E devo dire che ho sbagliato strada. Per noi, insomma, e fasce pordenonesi nel mondo è molto bello, è stato molto bello scoprire una famiglia. Forse era la prima volta che incontravamo una famiglia interamente trasferita all'estero, con tra l'altro dei bambini nati anche all'estero, una famiglia giovane, quindi insomma è stato molto bello per noi e grazie anche per la disponibilità e anzi penso di poterlo dire a nome di tutti, anche del presidente e della vicepresidente Gino Gregoris e Luisa Forte, grazie anche per la grandissima mano che ci hai dato e ci avete dato insieme a Massimo, tuo marito, per organizzare la nostra trasferta qui, 3 giorni intensi di incontri, di storie, di interviste e anche con il meeting in Expo, dove incontreremo tutti i pordenonesi, insomma, che vivono in questo momento e lavorano nella penisola araba. A nome di tutti, diciamo anche noi grazie a voi perché ci fate sentire un pochino più a casa. Noi quando possiamo rientriamo, spesso abbiamo la famiglia che ci viene a trovare, però queste sono delle belle occasioni per sentirci ancora collegati alla comunità ed è una cosa a cui noi teniamo molto. Quindi grazie. Grazie ancora, grazie per la vostra meravigliosa accoglienza e ci vediamo in Expo. Assolutamente, tutti in Expo. Grazie, ciao.